la cosa più importante per una banca, quindi al di là della perdita di fiducia che c'è stata nei mesi scorsi, determinata dalla percezione del pericolo del bail-in, tra l'altro questo bail-in che non si capisce mai se verrà attuato, è superata dai fatti che arrivano dall'Europa. L'Europa sta dicendo che ha riconosciuto la solvibilità dei due istituti e quindi ci attendiamo alla ricapitalizzazione precauzionale da parte del Ministero del Tesoro. Questo dovrebbe essere un atto che dice che la banca ha una prospettiva e quindi i risparmiatori dovrebbero cominciare a credere ancora a questa banca. Però per questo chiediamo anche a imprenditori, a territorio, alla politica, alle istituzioni, a tutti i soggetti interessati se vogliono dire qualche cosa perché di questa banca, di queste due banche c'è ancora bisogno sul territorio. Voi pensate che rappresentano il 20%, erano il 20% del credito del nord-est, le due banche. Di fatto però il bilancio è negativo, è un bilancio in rosso. Va letto in due modi. Allora, il bilancio sicuramente è negativo e quindi questo è un brutto segnale perché richiederà un riequilibrio dei costi per partite straordinarie perché hanno fatto una profonda pulizia dei bilanci, questo ci è stato rappresentato anche dall'amministratore delegato e questo deve essere un punto di partenza positivo perché significa che la gestione allegra del passato non c'è più e c'è un presidio rigoroso da parte dell'amministrazione.